A tutt'oggi il governo italiano non ha ancora fissato la data delle elezioni. Lo ribadisce il presidente della regione Luca Zaia, che riporta il balletto di date sull'Election Day. La finestra originaria era quella 15 settembre, 15, se non ricordo male, 15 dicembre. Era quella storica, è quella storica. Poi ci hanno proposto e abbiamo negoziato, parlo sempre di conferenza delle regioni, 6 luglio, a partire da 6 luglio, con la possibilità per le regioni di fare la sessione estiva. Dopo ci hanno detto che potevamo ragionare sul 26 luglio, alla fine ci hanno portato al 6 settembre, poi ci hanno tolto il 6 settembre e il 13, ci hanno detto che si può dal 15, ma il 15 non è una domenica, quindi si può dal 20. Il problema, anche economico, è legato proprio all'Election Day. Il nostro problema è l'Election Day, perché votare in Veneto costa circa 14 milioni di euro. Capite che io potrei con tranquillità, già in questo istante, convocare la data delle elezioni per il 20, perché è la prima data utile e secondo me l'unica data possibile. Se il governo mi convoca l'Election Day il 27, vuol dire che io spreco 14 milioni di euro